Abbiamo iniziato a pensare a questo progetto a settembre del 2019 e oggi siamo alla pubblicazione della gara d'appalto. Lo stadio Euganeo, che compie 25 anni e che tutti giudicano poco attraente, cambierà volto. Le carte sono pronte nei tempi previsti, a parte 2 mesi di ritardo per la chiusura degli uffici del CONI causa coronavirus. Ora via libera al bando. Entro il 21 settembre le imprese interessate si offriranno di costruire 2 palazzetti polivalenti con 1.100 posti per il pubblico ciascuno e trasformare la curva, che avrà 3.200 posti attaccati al prato verde del campo da gioco. Costo totale 4.800.000 euro, 3 messi dal comune, 2 ottenuti a fondo perduto dallo Stato. Lo dico con grande forza ed è stata l'unica amministrazione comunale assieme ad altri 3 città ad aver ottenuto 2 milioni di euro di finanziamento a fondo perduto per un impianto sportivo. Quindi questo vuol dire che il progetto è piaciuto, piace la polifunzionalità. Questo è il primo stralcio, lavori al via entro l'anno, fine prevista tra ottobre e dicembre del 2021. In futuro ci sarà anche l'avvicinamento della curva nord e delle tribune est e ovest al campo. Il progetto nostro prevede anche l'avvicinamento della curva nord, prevede anche al terzo stralcio l'avvicinamento della tribuna est e della tribuna ovest al campo stesso, però ripeto, abbiamo salvaguardato i concerti, regaleremo alla città di Padova al basket in primis 2 palazzetti polifunzionali. Con la pista d'atletica indoor più importante d'Italia già costruita a fianco dello stadio e le nuove opere, l'asse sportivo ora si sposterà nettamente verso ovest. E adesso Pala Indoor, la palestra di Padova Ring, il calcio Padova, il palazzetto del basket, un palazzetto polifunzionale, l'ipotesi di realizzazione del centro sportivo giovanile del calcio Padova nella zona di fronte allo stadio Euganeo porterà sicuramente Padova Ovest e in particolare la zona dell'Euganeo ad essere considerata la cittadella dello sport di Padova. Da rivedere anche la viabilità, il trasporto pubblico e, se vogliamo sognare, anche il tram che passi da quelle parti. Non c'è ombra di dubbio che il mezzo pubblico dovrà arrivare all'Euganeo perché al Pala Indoor ci vanno 1500 persone al giorno.